Buongiorno, bentornati al TG3. 3 anni e 5 mesi è questa la condanna per Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture della Lega, emessa un'ora fa dal Tribunale di Genova. La vicenda è quella delle cosiddette spese pazze della regione Liguria negli anni tra il 2010 e il 2012, quando Rixi era capogruppo regionale della Lega. Andiamo subito a Genova con Daniele Lorenzetti. Daniele. Sì, buon pomeriggio da Genova. Dunque, poco dopo le 13 è stata emessa questa sentenza da parte dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale, presieduta da Giuseppe Dagnino, sentenza che ha condannato tutti gli imputati del processo spese pazze, per cui era stata chiesta la condanna dal pubblico ministero con delle pene graduate. Una tra le più dure ha colpito appunto Edoardo Rixi, attualmente vice ministro ai trasporti, che poco dopo, con una nota 3 anni e 5 mesi la pena per lui più l'interdizione dai pubblici uffici, e poco dopo con una nota Rixi ha comunicato le sue dimissioni dicendo: sono tranquillo, ho sempre agito per il bene degli italiani, conto sulla soluzione che non ho mai commesso alcun reato, ma per non creare problemi al governo, per amore dell'Italia, ho consegnato le dimissioni nelle mani di Salvini, dimissioni accettate dal vice premier capo delegazione della Lega, che lo ha nominato responsabile nazionale trasporti e infrastrutture del Carroccio. Un'inchiesta questa che riguarda le spese dei consiglieri regionali in Liguria negli anni dal 2010 al 2012, scontrini secondo la Procura per spese indebite, ad esempio in ristoranti, hotel, e che ha riguardato esponenti di diverse formazioni politiche dalla sinistra alla destra. Molti hanno già annunciato ricorso, compreso appunto l'avvocato di Rixi Maurizio Barabino. Ora vediamo di ricostruire appunto tutta la genesi e il percorso di questa inchiesta sulle spese pazze in Liguria nel servizio del collega Riccardo Porcu, e poi linea allo studio. Viaggi, pranzi a base di ostriche, ma anche biglietti per stabilimenti balneari e hotel, scontrini inseriti in nota spese da rimborsare con soldi pubblici. Dietro la condanna per il viceministro Edoardo Rixi c'è tutto questo. L'inchiesta sulle spese pazze in Regione Liguria parte a fine 2015. Quelle ricevute sospette Rixi le aveva controfirmate per sé e per gli altri, visto il suo ruolo di capogruppo della Lega Nord tra il 2010 e il 2012. Appropriazione illecita di migliaia di euro fatti ricadere sui conti della regione. Rixi non poteva non sapere l'accusa della procura verso Rixi per peculato e falso ideologico, confermata ora dalla sentenza in primo grado e dall'interdizione dai pubblici uffici. Se non verrò assolto mi dimetterò, aveva promesso 3 anni fa, prima dell'inizio del processo. Il mio sacrificio è servito per vincere. Il sacrificio era stato un passo indietro, rinunciare alla candidatura alle regionali del 2015 per sostenere Giovanni Toti e portare il centrodestra alla vittoria in Liguria dopo 15 anni. Una carriera in continua ascesa, dalla candidatura a sindaco di Genova con un misero 4% nel 2012 alla carica di viceministro. Una passione per la scalata per Rixi, da sempre amante di alpinismo. Edoardo Rixi si è messo a disposizione, io penso che sia il candidato giusto. L'altro genovese, Armando Siri, era stato tra i primi a sostenere Rixi. Stessa città e stesso partito. Siri è indagato per corruzione ed è stato allontanato dal governo. Origini e un destino comune anche nelle inchieste, che rischiano ora di mettere in dubbio l'alleanza di governo.